portarvi il saluto della direttrice, la dottoressa Paolo Marini, che non è presente perché è impegnata in un convegno a Genova, impegno preso già da tempo. E la direttrice era molto dispiaciuta di non poter essere presente qui stasera, perché il Tablino non è soltanto il luogo che in antico ha conservato il cuore di Canova, ma è esso stesso cuore pulsante delle gallerie dell'Accademia. E oggi viene presentato il restauro del monumento ad Antonio Canova, quello che conteneva il cuore, che a lungo ha contenuto la mano di Canova, e della cattedra di Leopoldo Cicognara. Due opere che sono la rappresentazione fisica e simbolica del rilancio culturale e artistico voluto per questo luogo da Leopoldo Cicognara. Due opere disegnate da Giuseppe Borsato che vengono restaurate per la prima volta da Serena Vidorini e Luca Quartana, che ci parleranno questa sera del restauro. Io non so se il Tablino è la prosecuzione ideale della mostra del bicentenario delle gallerie dell'Accademia attualmente aperta, o se è il luogo da dove parte il pensiero che ha generato questa mostra. Fatto sta che mostra e Tablino e restauro che presentiamo oggi sono strettamente connesse e legate. Se questo restauro è stato possibile, dobbiamo dire grazie a una serie di persone e istituzioni. Innanzitutto voglio ricordare Matteo Ceriana, già direttore delle gallerie dell'Accademia, che è stato colui che ha pensato al restauro di queste due opere tanto simboliche e tanto importanti. E poi, se questo restauro è stato materialmente possibile, è per l'impegno delle gallerie dell'Accademia, e per quanto riguarda la cattedra dobbiamo sentitamente e di cuore ringraziare Venice Imperil, soprattutto nella persona del suo presidente Jonathan Keats e anche nella persona di John Mellerchip, che ci fa piacere ricordare perché è sempre molto vicino alle gallerie dell'Accademia. E la dobbiamo ringraziare anche per la collocazione attuale dell'allestimento, che si inserisce nell'allestimento di tutta l'ala palladiana al piano terra, per cui dobbiamo dire grazie alla Venice Foundation e alla sua presidente Franca Coin, e ancora una volta a Venice Imperil. Io ho già parlato troppo, non mi resta che dare la parola a chi ha concretamente fatto il lavoro e chi ce lo racconterà nel dettaglio. Poi alla fine avremo anche la possibilità, se avrete voglia, di fare un giro insieme, soprattutto insieme a loro, nel Tablino. Loro li ho già presentati, sono Luca Quartana e Serena Vidorini. Inizio col dare la parola a Serena Vidorini, che è restauratrice delle gallerie dell'Accademia, responsabile del laboratorio dei metalli. Serena è diplomata all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, ha grande esperienza nel restauro di opere d'arte applicate e di arti decorative, e adesso tocca a lei. Buonasera a tutti. Credo che non potesse esserci occasione più appropriata di questa mostra, degli eventi collaterali a questa mostra, per presentare il restauro del primo omaggio fatto dall'Accademia Veneziana ad Antonio Canova subito dopo la sua morte. Il monumentino, così denominato dai protagonisti dell'epoca, è stato progettato da Giuseppe Borsato, che era un professore riornato dell'Accademia, eclettico e prolifico decoratore, scenografo, pittore, disegnatore di suppelletti e mobili di pregio, personaggio che oggi verrebbe definito un art designer o un arredatore. È costituito da una lapide, un clipeo a conchiglia e una mensola in marmo bianco,
su cui poggia il vaso che conteneva la mano destra di Canova. Non si sente? L'urna è stata costruita dall'orafo vicentino Bartolomeo Bongiovanni adattando all'uso un antico vaso in porfido rosso proveniente dal tesoro della Basilica di San Marco, che l'artista ha impreziosito con un'elegante montatura in ottone dorato a fuoco. Il cenotafio è ornato da bellissimi e raffinati fregi neoclassici che si ripetono anche nella decorazione dell'urna, caratterizzata da palmette e capsule di papavero come simbolo funerario del sonno eterno. La lapide ha un'iscrizione in lettere dorate e uno scalpello con le iniziali dello scultore è fissato al centro da due borchie floreali in bronzo dorato. L'iscrizione in latino ricorda il reciproco amore tra Canova e gli accademici, per il quale il monumento doveva essere un incitamento alla gloria. Vediamo ora la storia e le particolari vicende che hanno portato al restauro del monumento. Antonio Canova muore a Venezia il 13 ottobre 1822. Il giorno successivo un gruppo di medici esegue l'autopsia sul cadavere che verrà imbalsamato e portato a Possagno. Vengono asportati il cuore e la mano destra, che saranno custoditi dal medico veneziano Paolo Zanini per espressa volontà del fratellastro Giambattista Sartori. Leopoldo Cicognara, presidente dell'Accademia e grande amico di Canova, sarà il regista dell'uso e della destinazione delle reliquie insieme al fratello. Il monumento, fortemente voluto da Cicognara come segno di devozione all'Accademia, nella sua sede, viene inaugurato il 21 gennaio 1824 nella sala delle adunanze accademiche, che è l'attuale sala 3 delle Gallerie. L'urna contiene in quel momento il cuore dell'artista, che sarà tumulato nel 1827 all'interno del monumento funebre eretto ai frari. Poco dopo, nel cenotafio dell'Accademia, verrà collocata la mano. Se le prime deposizioni delle reliquie avevano rappresentato eventi talmente solenni da richiedere una procedura formalizzata dalla presenza del notaio e delle massime autorità accademiche con tanto di apposizione di doppi sigilli, la presenza di molti verbali documenta la consuetudine di regolari manutenzioni con la registrazione di ogni apertura, anche dopo la separazione della scuola dalle gallerie, quando il monumento resta nella sede museale. Due incisioni a stampa dell'epoca riportano la sostituzione delle reliquie con le diverse diciture del vaso. Nel 1946, in seguito ai lavori di ristrutturazione del museo iniziati nel dopoguerra, il monumento e la cattedra vengono dati in consegna alla scuola e trasferiti nel tablino palladiano. A metà degli anni 90, verificata la proprietà demaniale del monumento, la soprintendenza formalizza il deposito temporaneo fuori sede con un verbale di consegna all'Accademia. Nel 2004 la scuola si trasferisce dalla sua sede storica con pochi malumori in previsione degli ampliamenti alle gallerie del complesso della Carità. In questa occasione l'urna viene smontata dal monumento e spostata senza autorizzazione formale nella nuova sede degli incurabili alle Zattere. Nel 2008 gli enti canoviani di Possagno chiedono ufficialmente la restituzione della mano in seguito alla riscoperta del documento di donazione del 1828 che contiene la clausola della riunione delle spoglie di Canova nel caso di trasferimento dell'Accademia dalla sua sede originaria, cosa che era da poco avvenuta. La mano verrà trasferita definitivamente con il benestare dell'Accademia e del Ministero in occasione della mostra. La mano e il volto di Canova, nobile semplicità e serena grandezza, mentre il monumento di proprietà demaniale rimane alle gallerie. Nel 2009 l'urna viene consegnata al nostro laboratorio alla Misericordia per il restauro. Il monumento sarà smontato dal tablino nell'ambito dei lavori di ristrutturazione delle gallerie e solo la lapide portata in laboratorio nel 2010. I problemi di degrado più gravi
navi si manifestavano a carico degli elementi metallici, mentre i marmi che non avevano particolari problemi di conservazione verranno puliti in cantiere. I tempi dell'intervento, ultimato a dicembre 2013, sono stati condizionati dallo stato d'avanzamento dei lavori delle grandi gallerie. Vediamo lo stato di conservazione. La presenza di uno strato coprente di particellato eterogeneo e ricco di sale aveva incrementato i fenomeni corrosivi, con conseguente aumento di intensità dell'ossidazione sui piani di deposito e nelle parti a diretto contatto con il marmo. Le lettere e le borchie della lapide erano talmente alterate da rendere illeggibili i residui di doratura. I prodotti di corrosione dei metalli penetrati nel marmo avevano formato evidenti aloni verdi intorno alle lettere e macchie di ossidi di ferro provenienti dalla ruggine dello scalpello. Stratificazioni consistenti di sporco insieme a vecchi protettivi avevano disegnato nel vaso macchie localizzate nelle aree meno accessibili anche alla normale spolveratura. Il piede, la coppa e il coperchio sono elementi sbalzati in lastra di rame. La base è l'unico pezzo scatolato costruito in lamina saldata lungo gli spigoli. Nello smontaggio del 2004 per il trasferimento agli incurabili, il perno originale a sezione quadra che teneva insieme le parti del piede e bloccava il vaso alla mensola è stato malamente sostituito con un perno tondo filettato che ha notevolmente peggiorato il dissesto statico sbilanciando l'assetto verticale da un lato. L'urna è stata subito smontata per sgravare il peso del vaso dal piede. L'apparato decorativo è composto da elementi fusi a cera persa separatamente. Le palmette sono applicate meccanicamente al supporto tramite linguette girate e trattengono alla base i lunghi steli fogliati con capsule di papavero. L'opera aveva già subito molte riparazioni, evidenziate dopo lo smontaggio dalle numerose saldature a stagno fatte per fermare le parti più fragili. Purtroppo però è certo che i danni principali e le rotture rilevate al momento del restauro fossero dovute alle ultime incaute movimentazioni. Anche le anse, il pomo e la bocca sono parti di fusione, solo gli elementi decorativi del collo sono pezzi fusi singolarmente e applicati con il solito sistema. La bocca era costituita da due parti unite tra loro con perni liberi, era fermata dal collo, sul collo del vaso con una colata di gesso che non doveva essere assolutamente compromessa in fase di smontaggio perché determina la corretta posizione del pezzo. Infatti la centratura della bocca rispetto a quella del vaso è sfalsata, ma per far tornare l'equilibrio di tutti i pezzi questa colata teneva in perfetta posizione le parti. Un frammento erratico di foglia fermato con dello stucco era già praticamente mobile e staccato. Si può ipotizzare che facesse parte dell'elemento fogliato visibile nelle antiche incisioni all'attaccatura delle anse, ma non era possibile stabilirne una collocazione certa. Purtroppo non rimane alcuna traccia delle lettere che componevano la scritta sul vaso Cor prima ed Extra Magnica Novo poi, documentate nei verbali e nelle antiche stampe. La fase di studio più intrigante e complessa di questo lavoro è stata l'interpretazione del sistema di chiusura originale, manomesso e alterato in epoca relativamente recente da rimaneggiamenti molto grossolani. Nel verbale notarile del 1828, che ratifica la deposizione della mano, viene usata la locuzione combinate meccaniche per descrivere la chiusura ermetica dell'urna. Come vedremo, l'uso di questi termini era assolutamente appropriato. L'imboccatura del vaso veniva chiusa con uno sportello rotondo in rame dotato di serratura. La chiave moderna in alluminio che abbiamo trovato al momento del restauro era di fatto inutilizzabile per la rottura della mappa e un quadrello d'ottone con la testa modanata e un intaglio all'altra estremità con residui di saldatura a stagno risultava
privo di una precisa collocazione e non se ne comprendeva l'utilizzo. Il pomo risultava montato capovolto, il punto di attacco con la capsula di papavero nella giusta posizione era stato limato. Nella cavità di fusione era stato incollato un perno moderno di ferro con un dado che lo bloccava all'interno del coperchio. L'orlo del coperchio, inoltre, aveva molte deformazioni dovute a forzature e tentativi di apertura. Esaminando attentamente il sistema di chiusura con il restauratore Alessandro Ervas, che aveva interpellato per la sistemazione della serratura e del pomo, ci siamo resi conto che la lamella che sporgeva dall'elemento cilindrico al centro dello sportello era la testa di una vite e combaciava perfettamente con l'intaglio inferiore del quadrello. Assemblando correttamente questi elementi si ricostruiva un gambo per il pomo che poteva essere infilato nel foro del coperchio e, avvitandosi allo sportello una volta chiusa la serratura con la chiave, ne bloccava definitivamente l'apertura. Il pomo è stato ricostruito collegando il quadrello con un perno d'ottone filettato. La misura della parte mancante dello stelo è stata stabilita con ragionevole certezza raddrizzando il nastro di stagno deformato già presente e rifinendo la giunzione con una saldobrasatura. La vite terminale è stata fissata con una spina ribattuta, lasciando un minimo di gioco tra le parti per assecondare l'avvitamento fuori asse. Se in queste combinate meccaniche tutto doveva avere uno scopo ben preciso, bisognava interpretare anche le due tacche presenti nel foro del coperchio, che sono in corrispondenza degli unici fori asolati nel coperchio. Osservando attentamente il tratto cilindrico dello stelo, si vedeva il segno di un incastro saldato che originariamente poteva prolungarsi in due alette sporgenti, trovando perfetta corrispondenza con la forma del foro. Abbiamo quindi ipotizzato che le due foglie esterne potessero scorrere lungo il foro ad asola per consentire l'accesso del gambo in un'unica posizione. Richiudendo le foglie, il pomo non poteva più sfilarsi e assolveva la sua funzione di presa del coperchio, mentre avvitando il quadrello alla serratura si bloccava completamente l'apertura del vaso. Probabilmente il pomo si è rotto per una forzatura e il sistema è stato completamente compromesso in modo irreversibile, limando le alette e bloccando le foglie con piccoli perni ribattuti. La conformazione del foro è stata sfruttata da noi per assolvere nel modo meno invasivo la richiesta di mettere in sicurezza il coperchio da possibili manomissioni e aperture, costruendo un piccolo perno che si inserisce nell'incavo millimetrico e impedisce la rotazione e l'estrazione del pomo. Devo ringraziare a questo punto Alessandro Ervas, che purtroppo non ha potuto essere presente questa sera, per il prezioso aiuto e l'impegno dedicato all'interpretazione di questo rebus. Le sue acute osservazioni, le capacità di abile artigiano unite alla grande conoscenza delle tecniche storiche hanno sempre consentito di trovare soluzioni funzionali nel pieno rispetto dell'etica conservativa. Che una serratura così complessa non potesse essere aperta senza conoscere i trucchi di queste combinate meccaniche mi è stato confermato da una recente comunicazione con la dottoressa Margaret Binotto, che sentitamente ringrazio per quanto ha voluto anticiparmi. Nel corso dei suoi studi per il catalogo in via di pubblicazione sulla pittura e scultura dell'Ottocento del Museo Vicentino di Palazzo Chiericati, ha trovato presso la Biblioteca Bertoliana un ricco carteggio relativo a Bartolomeo Bongiovanni, autore della montatura dell'urna. In una lettera scritta lo stesso giorno dell'inaugurazione del monumentino, Cicognara riferisce all'artista i complimenti che erano stati espressi al suo bel vaso. In altra lettera del 1827, sempre Cicognara chiede consiglio a Bongiovanni per come aprire l'artificio che sigilla l'urna senza fare danni, in previsione della traslazione del cuore ai frari, mentre nel manoscritto autobiografico ritrovato di Bongiovanni lui racconta le
episodio dicendo di aver risposto alla lettera dando indicazioni sul funzionamento, ma visto che il tentativo degli accademici non era riuscito, si è recato lui stesso a Venezia per aprire l'urna in modo che si potesse levare il cuore. Devo dire che ho provato una certa emozione nell'apprendere che già all'epoca era stato necessario richiedere l'intervento dell'artefice per l'apertura, notizie che documentano quanto fosse sofisticato il sistema di chiusura ideato per proteggere le reliquie. Noi l'abbiamo trovato aperto e manomesso, ma devo dire che è stata una grande soddisfazione essere riusciti a richiuderlo quasi come lui l'aveva pensato. Veniamo alle fasi di pulitura. Il metodo di pulitura delle parti dorate è stato definito con opportune prove di applicazioni di soluzioni complessanti sulle diverse situazioni di degrado. Le parti che presentavano una corrosione più accentuata hanno richiesto trattamenti ripetuti. Durante la pulitura della base si è evidenziata un'incisione con la data e la firma dell'autore, l'orafo vicentino Bartolomeo Bongiovanni, già studente e onorario dell'Accademia Veneziana. La firma, la data sono di fatto in una posizione inaccessibile con l'urna montata, perché sono all'interno della base sotto il piede. E c'è scritto Bartolomeo Bongiovanni Vicentino, fatto 1823 Venezia nell'Imperial Regia Accademia. Anche i tempi diversi di applicazione sono stati verificati sulle effettive necessità dello stato di conservazione dei vari pezzi. Ovviamente il coperchio era quello che aveva più depositi, come le parti di appoggio delle polveri e quelle più a diretto contatto con il marmo. Ultimata la pulitura delle superfici, tutte le superfici sono state protette con stesure di vernice trasparente per rallentare l'ossidazione. Vedete qui il ceppo di legno che c'è all'interno del piede e della base che teneva insieme i pezzi impilati. Per quanto riguarda invece la pulitura della lapide, i risultati migliori sono stati ottenuti con una soluzione diversa a pH variabile supportata da carta giapponese che consentiva di effettuare in modo più efficace la pulitura anche delle macchie di ruggine e quelle di antica formazione di prodotti corrosione del rame assorbiti dal marmo. Grazie Serena, ora che sappiamo come rubare la chiave ci metteremo all'opera. Questo restauro ha avuto come direttori dei lavori due colleghi che mi fa veramente piacere citare e ricordare, che sono Giulio Manieri Elia e Roberta Battaglia. A questo punto diamo la parola a Luca Quartano, che viene da Milano, città dove ho vissuto fino al mio trasferimento a Venezia, per cui la presenza di qualcuno dal Ducato di Milano qui nella Serenissima mi fa particolarmente piacere, ma mi fa soprattutto piacere presentare un restauratore bravissimo che si è diplomato in scultura all'Accademia di Brera, elemento biografico curioso e affascinante, ma che ha una formazione e specializzazione soprattutto nel restauro ligneo dal 300 in avanti fino ad arrivare al 7 e 800. Ha come Serena Midorini una grande esperienza nel restauro di opere d'arte applicate, di arte decorative, temi sui quali ha anche una notevole quantità di pubblicazioni importanti e interessanti. Serena ci ha raccontato del monumentino, a Luca Quartana per la cattedra di Leopoldo Cicogliare. Grazie. Grazie mille. È un piacere essere qui perché, e soprattutto io avevo avuto modo di parlare con Matteo Ceriana del restauro del vaso, ma non ero riuscito ancora, quindi è molto emozionante la cosa, perché comunque qui vedete il frontespizio dell'opera ornamentale che venne pubblicata il 31
1831 di Borsato, questo personaggio, grande decoratore, che si occupava proprio anche delle feste, dell'arredamento, delle regge, eccetera, e praticamente in questo frontespizio vediamo i particolari sommati ad altri di tutto il nostro parlare di oggi. Ecco. È stato molto interessante per me, è stata un'esperienza interessantissima, perché pur avendo avuto molto rapporto con gli arredi neoclassici lombardi, parliamo delle ville reali, quindi Monza, Palazzo Reale di Milano, avendo tanto lavorato sul neoclassico, l'esperienza di questa particolare impostazione sia del disegno che dell'idea costruttiva è stata del tutto nuova, quindi è stata un'esperienza, come dire, una scoperta di una realtà che può sembrare anche ovvia, ma come nella stessa epoca, come un gusto si incarna diversamente a seconda della storia, del contesto in cui viene prodotto. E ho trovato tutto questo profondamente veneziano, almeno per quello che io posso conoscere. E qui, cliccando qui devo fare. Qua, perfetto. Ecco, questa è un'illustrazione appunto tratta dall'opera decorativa di Borsato, in cui è rappresentato il tavolo che, diciamo, la scrivania che andrà a comporre diciamo, la cattedra di Leopoldo Cicognara. È leggermente diverso da quello che è arrivato a noi, probabilmente per delle modifiche e per degli incidenti occorsi nel tempo, perché probabilmente i pezzi dei cartigli, dei girali inferiori erano di più, erano allungati. Ecco, qui non abbiamo potuto verificare, perché rispetto al vaso ci sono molte meno notizie di questo manufatto. Però dopo potremo vedere, andando a visitare il pezzo, che ci sono nella pedana dei fori, quindi probabilmente questa decorazione arrivava fino a terra ed era magari sostenuta da un perno. Sono ipotesi, in quanto noi abbiamo il disegno e la cattedra, quindi più di questo non possiamo fare delle ipotesi, che può essere stata una modifica, una realizzazione più semplice o più veloce, insomma i motivi possono essere tanti. Partiamo appunto, dato che abbiamo cominciato col tavolo, dalle problematiche del tavolo. Il tavolo aveva le due gambe spezzate e qui vediamo sì, le due gambe spezzate. Ecco, questo è un fianco e si vede la rottura in questo punto. Ora bisogna pensare, ecco, questo è uno dei punti entusiasmanti del lavoro e dello studio di quest'opera, che pensare di tenere un marmo che sarà pesato sui 70 rotti chili, qualcosa di più anche, con delle gambe con questa mossa è praticamente impossibile, è fisicamente impossibile, perché la gamba è scolpita in un solo pezzo e quindi in questo punto, esattamente dove c'è stata la rottura, noi abbiamo il legno in verticale, a vena verticale, quindi è la parte più fragile, è il punto più fragile di tutta la nostra curva, pur essendo legno di noce, quindi, ed è il punto dove scarica tutto il peso. Io, quando ho visto questa cosa, già nel primo sopralluogo, ho detto, ma com'è che faceva a stare in piedi? Cioè, com'è che non si è spaccato subito? No? Ed è questa un'invenzione che io non avevo mai
questo è il punto di rottura. Voi vedete che c'è praticamente nella gamba c'è un incasso. In questo incasso erano poste delle lamine di legno incollate insieme che passavano, che tenevano quel punto delicato, coperte dal lastrone di noce del rivestimento, che per una parte, la gamba è tutto in massello di noce, tutta di noce, ma in quel punto lì era stata ricoperta, rivestita, lastronata, per nascondere questa cava in cui era messa questa specie di balestra fatta di listelli di legno con venatura verticale. Capite? Si capisce quello che sto descrivendo? Quindi, no, diciamo, il risultato era questo, che queste due parti erano rafforzate da questa fresatura riempita di strisce di legno incollate tra loro e su cui si scaricava il peso. Quindi quel punto sottilissimo e fragilissimo era in grado di sostenere il peso di tutto il marmo, no? Quindi un'idea costruttiva geniale, cioè che consente di avere una leggerezza di costruzione e visiva dell'opera a fronte di un peso enorme che è stato, cioè di andare. Altra cosa importante sono questi innesti, queste, come dire, tenoni fatti a triangolo che servono per incastrare il tavolo nella pedana, e la pedana ha la funzione di far scivolare questi perni e bloccarli, quindi la tendenza che avrebbe il peso a divaricare le gambe viene bloccata. Il punto di maggiore debolezza è rinforzato, per cui questa cosa sta su come per magia. Chiaro? E questa è stata una delle cose più interessanti. E perché si sono rotte? Non si sono rotte perché erano fragili, sono rotte perché sono state rese fragili da attacchi biotici. Cioè ci sono stati degli attacchi consistenti nella sede che hanno mangiato queste balestrine di legno fatte per sostenerli, quindi a un certo punto ha ceduto, spostamenti e cose hanno. Andiamo avanti, questa è la sede com'è nel piede, e qui arriviamo invece perché non c'è solo il marmo, c'è anche il porfido rosso dei fianchi, no? Che è tenuto da una cornice esilissima perché è perfettamente verticale. Quindi tutto l'equilibrio costruttivo di questa pesante scrivania è tenuto da situazioni di estrema elasticità e apparente fragilità. Andiamo avanti, io sarò molto semplice perché poi, ecco, la fortuna è stata che nei vari interventi di manutenzione, anche appunto di queste rotture che sono state molte volte abbastanza maldestri, è sempre stata impiegata gomma lacca, come finitura, come riverniciatura, quindi abbiamo potuto intervenire con dei sistemi di pulitura molto semplici, con delle miste di alcol e quindi la pulitura non è stata problematica, è stata paziente ma non problematica, cioè non abbiamo dovuto intervenire con elementi aggressivi. E lo stato del legno era molto bello perché quando sono intervenuti è pulito e riverniciato. Andiamo avanti, qui sono altre prove di pulitura, questi sono tutti gli intarsi, ne mancavano gran parte e queste parti sono state pulite a laser per evitare ancora azione abrasiva, perché ormai abbiamo più volentieri le dorature a laser, perché dove arriva la luce pulisce, dove si ferma la luce finisce l'azione e non c'è il rischio di
presenza di agenti chimici. Quindi questi sono gli esiti sulle dorature. Qui vediamo una delle decorazioni che saranno dei fianchi del tavolo pulita e non ancora pulita, ma tutto sommato non avevamo, la parte di pulitura non è stata granché problematica, più la parte di consolidamento e di ricostruzione, perché a un certo punto con la direzione lavori si è valutato, anche avendo lavorato su arrendi, anche perché il lavoro era partito con Matteo Ceriana, con l'impostazione, eccetera, che un arredo deve anche un restauro archeologico, cioè di stato conservativo di fatto, mantenimento sull'arredo, soprattutto questo tipo di arredi, non ha come dire, un esito così interessante, mentre l'arredo dovrebbe restituire anche il suo fasto, la sua armonicità. Per cui l'intento è stato sempre su questo tipo di arredi, soprattutto gli arredi neoclassici, che si basano su una modularità, una ripetizione delle decorazioni, di trovare sempre dei sistemi di reintegrazione delle decorazioni non compatibili, cioè che potessero essere individuati e anche eventualmente rimossi, ma procedere a un recupero anche della visione globale dell'arredo. Queste sono prove di pulitura sui marmi, per cui mi ha dato una mano il caro amico restauratore Bergamaschi qui di Venezia. Sì. Queste qua erano solo sporchi e strautilizzati, quindi non hanno avuto grandi problemi. Diciamo che, ecco, invece questa è la parte interessante, diciamo, dal punto di vista delle perisserie, che è la ricostruzione di quelle, in questo caso anche di una parte del piede, di quei sistemi di sostegno che erano stati pensati in origine. Quindi demolite le vecchie strisce rovinate, deteriorate, siamo andati a ricostruire quel sistema di sostegno e allo stesso modo abbiamo voluto reintegrare le parti mancanti delle decorazioni, cioè perché erano proprio, come dire, monche violentemente, quindi si è deciso di ricostruire ad intaglio, quindi con un legno additivo, che è lo stesso legno che era stato usato in origine per questi intagli, le parti di decorazione mancante. Così è stato fatto sulle foglioline, sugli ovuli, su tutte le parti decorative che erano state andate perse. Ecco, qui è, diciamo, lo stato finale, rimontata qui in accademia della scrivania, e diciamo che più la vedo e più mi stupisco della genialità delle baniste, però purtroppo non si sa esattamente chi sia, almeno io non sono riuscito, non ho potuto poi fare grandi ricerche, però certamente Borsato aveva a disposizione il fiore delle banisterie veneta, perché lavorando per le corti, per le leggi e soprattutto all'inizio per Napoleone certamente non gli veniva dato degli operatori più capaci. Passiamo alla sedia, questo è il finale, passiamo al seggio. Il seggio, come vedete, anche questo è un'idea, dal punto di vista dell'ideazione è una cosa che non avevo ancora visto. Questa capacità che ha il disegnatore, chi pensa a questa cosa, dell'unità di un ambiente. Perché se guardiamo la foto successiva, qui ci ricorda subito la base del nostro vaso, no? Quindi è come se questo concetto dell'uomo, del contenimento,
della conchiglia, cioè un'estrema quantità di suggestioni formali, si condensa in questo ambiente, perché io lo vedo come un ambiente, cioè lo vedo come un ambiente dove vive un rapporto culturale, dove vivono dei rapporti anche intellettuali molto forti, e quindi vedo questa fortissima unità tra gli arredi. Questa praticamente è come è a metà tra una coppa che contiene il corpo. Tra l'altro, una volta finita l'ho trovata che comodissima, veramente di una comunità spaventosa. Quindi è proprio qualcosa fatto sul corpo, sulla persona, e quindi un rapporto molto intenso tra chi commissiona e chi fa la cosa. Oppure essendo già vado avanti velocemente, e anche qui c'è stata poi una scoperta affascinante. Dunque, qui la vedete con i vecchi tessuti che ormai erano andati totalmente deteriorati, quindi poi dei tessuti si è occupata la dottoressa Morassutti, e la decisione che è stata presa è quella di riconservare quello che rimaneva di tessuto antico, ma rifacendo, perché non si sarebbe mai arrivati a un risultato anche conservativamente decente, quindi è stato deciso di ritappezzare la cosa alla fine. Ecco, ecco, questo è il retro, e vedete da voi stessi che qualità ha il disegno di questa cosa, cioè che capacità formale e proporzionale a chi ha disegnato questa cosa, cioè è una cosa fatta con una... e pur frammentaria come era consona alla decorazione. Allora qui vi faccio una confessione. Cosa succede? Qua, mentre con la dottoressa Morassutti a un certo punto abbiamo cominciato a smontare le tappezzerie che erano state riprese, rimontate, quindi avevamo una miriade di chiodi da levare, e a smontare le gambe, tutto era smontabile, no? Però dovevamo anche stare attenti, perché dovevamo levare i vecchi restauri, quindi chiodature traverse, chiodature recenti, tutti i fissaggi fatti nel tempo come manutenzione, riparazione, eccetera, eccetera. Dando un colpo di martello, sempre top, e va giù una cosa pesantemente. Guardo, ed è la decorazione frontale della fine dello schienale, questo punto qua, c'è una decorazione. Vado e vedo che ha un peso specifico come piombo. E insomma scopro, perché non l'avevo scoperto quando sono venuto a fare il sopralluogo, perché non avevo toccato, avevo guardato e avevo presunto determinate tecniche, eccetera, eccetera. Poi mi ero fissato su alcune parti decorative, ma non avevo proprio... e poi non è che al tatto si potesse riconoscere. Insomma, fatto sta che mi sono reso conto che tutte le decorazioni, tutte le applicazioni di questa, al contrario del tavolo che era in legno, erano in piombo dorato, presumibilmente. Questa cosa anche è stata totalmente nuova per me, nel senso che ho lavorato su mobili neoclassici con fusioni in bronzo, grandi fusioni, ma questa cosa del piombo non l'avevo mai incontrata. E questo è stato interessantissimo, perché diciamo dal punto di vista, cioè capire perché è stato usato il piombo lo si capisce solo se si capisce com'è la forma di questa cosa, perché tutto fosse estremamente armonico, il realizzatore, l'artefice, ha voluto che la decorazione metallica fosse adesiva, aderisse in maniera uniforme e senza nessun difetto alla forma. Quindi che questa curvatura perfetta che ha il dorso del seggio e tutte le bordure doveva essere seguita perfettamente dalla decorazione per non dare idee di... E quindi è stata usata questa tecnica nuovissima.
Queste diciamo ve le faccio vedere perché è un'altra, i leoni, le teste dei leoni e le ali sembravano nere, in realtà le analisi stratigrafiche ci hanno dato un risultato che è di un verde, quindi erano dipinti originariamente verdi per sembrare dei fili bronzo. E quindi abbiamo potuto anche verificare che le tecniche pittoriche erano coeve e identificare le parti ridipinte e le marme, e quindi poi valutare insomma quello che si fa di solito. Qui vedete il verde, viene in evidenza il verde originale. La costruzione di questa cosa è una costruzione spettacolare perché sono doghe scolpite internamente, sbozzate per accogliere e poi rivestite, lastronate sul retro, quindi perfettamente stondate, e queste di base che ripropongono poi le sgusciature dell'urna sono fatte con una perizia enorme. Cercando abbiamo trovato una lega di stagno e rame che si comportava come il piombo e che è ancora consentita. Per cui abbiamo fatto le fusioni a cera persa delle parti mancanti, prendendo calchi dove potevamo sugli originali, no? E quelle mancanti che non potevamo rilevare le abbiamo fatte in cera direttamente e poi fuse. Dove potevamo abbiamo fatto, e poi abbiamo collegato le parti con similmente a come è stato fatto sul vaso. Noi abbiamo usato per rispettare proprio il piatto che doveva avere questa cosa dello schiacciato sulla forma, abbiamo usato del vetroresina, delle resina eposidica con del vetroresina tessuto che facesse i raccordi, e poi li abbiamo fissati come erano in origine con microchiodi con cui venivano fissati. E quindi anche in questo caso, ecco, questa poi è la ricomposizione delle ali che erano spezzate, cioè adesso non è che ho fatto tutto, però potete immaginarvi com'era la situazione. È stato un lungo lavoro anche di ricomposizione, e questo è il leone che qui dalla foto purtroppo si vede nero, però in realtà, dopo lo vedrete, ha una tonalità verdastra, ovviamente avendo subito tantissime ridimentioni, tantissimo lavoro. Ecco, questa è la decorazione finale ricomposta, mancavano le palmette, mancavano vari di questi elementi, e questa è la cattedra finita che poi potremo vedere. Grazie davvero, molto interessante. Adesso ci spostiamo sotto il tavolino, per chi si vuole fermare consiglio veramente di fermarvi, perché anche visto il nostro numero contenuto possiamo approfittare di loro e continuare quasi in forma di conversazione, interrogarli, farci raccontare qualche dettaglio